Contagi zero per giorni e anche nel bollettino diramato in queste ore da Azienda Zero, ma non è passato inosservato il +1 di martedì a Vo, dove torna un paziente positivo al coronavirus. Si tratta di un ragazzo adolescente che, solo un'ipotesi, potrebbe essere stato contagiato dalla famiglia che ha ripreso il lavoro fuori dal comune. La conferma, se ce ne fosse stato bisogno, di come anche nel comune, primo cluster veneto del Covid-19, è diventato un laboratorio dove si studia la diffusione della malattia, si debba continuare ad applicare tutte le regole di questa nuova convivenza. E a Vo siamo al conto alla rovescia. Dal 1° maggio ripartono i tamponi tra la popolazione. Il sindaco Giuliano Martini chiede la piena collaborazione dei cittadini che già hanno risposto in massa ai primi 2 giri di esami. Oltre ai tamponi, 3.300 abitanti saranno sottoposti al test sierologico e alla mappatura del DNA. Tampone, sì grazie, lo slogan creato dal comune per la campagna di sensibilizzazione.